Allora ho fatto una vita intensa nel mondo sportivo, nel mondo lavorativo e nel mondo sportivo la mia cosa principale è stato fare il giudice di gara. Sono diventato giudice di gara, ho fatto il corso nel 1975 in un bar a Sarmede, perché all'epoca si faceva i corsi in un bar, nella parrocchia dove capitava, e c'era un giudice nazionale, Danilo Zardetto di Sarmede, che mi ha fatto il corso e da lì poi ho iniziato la mia carriera di giudice. Il Veneto, in modo particolare, ma soprattutto la provincia di Treviso, è il primo posto assoluto come ciclismo, abitanti, praticanti, superiamo anche Milano, che Milano ha tanti più abitanti di noi, però ciclisticamente parlando la provincia di Treviso è il numero uno. Io ho sempre avuto due grandi passioni, il calcio e il ciclismo, e quando si succedeva qua, categorie esordienti, col povero maestro Pederiva con la Pievigina, mi fa Albino, tu arbitri le partite quando si va in trasferta. A sua volta le squadre da fuori venivano a Pieve, arbitrava un dirigente delle squadre da fuori. E poi mi fa, guarda che tu hai occhio, sai fare, guarda. E mi sono trovato iscritto a fare il corso da arbitri a sezione di Conegliano, che dico sinceramente ai giovani che non fanno più calcio o altro, gli consiglio di andare a fare l'arbitro di calcio. Perché per me aver fatto l'arbitro di calcio alla sezione arbitri di Conegliano è stata veramente una scuola di vita. Io sinceramente partite di calcio vado a vederne meno, le guardo alla televisione, sono juventino, quindi mi guardo le partite della televisione così. Però l'ultima partita che ho visto, una gara di allievi, e sentire i genitori insultare i giocatori avversari, poi certe mamme scatenate, non è bello vedere queste cose, non è bello. Ho fatto una vita con i pullman, prima con la Siamic, poi con la Marca. Qui posso fare l'aneddoto dei corridori, perché i corridori che li trovavo la domenica sulle gare dove andavo a dirigere le gare, li trovavo in allenamento e quindi mentre guardavano su se c'ero io, però mi salutavano, pipò col pullman per salutarli. Così. Diciamo una cosa, io da giovane ero un grande tifoso di Mario Massignan, il famoso scalatore, poi di Guido De Rosso che è qua da Fara di Solio, ex campione italiano, primo vincitore del Tour dell'Avenir. Primo Tour dell'Avenir disputato l'ha vinto lui. E poi diciamo un corridore che era simpatico, i fogli firma e tutto, era l'ex campione olimpico Pascal Rissard, svizzero. Ogni mattina quando aveva fogli firma sempre una battutina, aveva sempre il modo di fare, bello ecco. Mi hanno premiato col premio La Rotonda di Badoer e per me è stato un premio inaspettato perché dal 1991 che fanno questo premio sono il primo giudice di gara che ha preso questo premio. Non so, forse vuol dire che ho fatto qualcosa di buono nella mia carriera di giudice, poi, dire la verità, io in tutti gli anni che ho fatto il giudice non ho mai avuto problemi, diciamo. Sono sempre d'accordo con tutti e posso dire una cosa, grazie al ciclismo ho amici dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna, alla Puglia, dappertutto. Però dico una cosa, quando si è nel mondo dello sport bisogna stare con i piedi per terra, bisogna fare i risultati puliti. E quando si fa una vittoria o due vittorie, io vedo anche nel mondo del ciclismo certi ragazzini che vincono, il papà, la mamma e qualche accompagnatore sembra di avere l'Eddie Merckx di turno. Stiamo con i piedi per terra, facciamoli crescere con calma senza sfruttarli troppo, perché i giovani si stanno sviluppando fisicamente, non bisogna pretendere troppo, sennò è come un limone, no? Un limone finché è sugo lo tieni, quando è finito il sugo lo butti via.